Beh, intanto rispondo un attimo al signore perché ne abbiamo parlato l'anno scorso con la professoressa Lucangeli. Sono stati fatti degli esperimenti con i quali hanno dimostrato che dovevano entrare nel capanno in due o in tre e uscire con un pupazzo sulle spalle, se no alcuni uccelli non si avvicinavano più al capanno. Probabilmente varia da, ecco, mi dicono anche con Vallortigara, probabilmente varia da specie a specie, poi la capacità di riconoscere, so che con la Lucangeli si era parlato di una gallina che arrivava fino a 5, per cui ci saranno appunto delle differenze di specie. E invece quello che volevo chiedere a lei è questo: se avete considerato l'idea di come dire, aggiungerci dell'artificiale ai vostri esperimenti. Per esempio mi veniva in mente, quando parlava degli algoritmi iniziali per riconoscere la posizione degli uccelli, che probabilmente si potrebbe trovare un modo di catturare alcuni esemplari, che ne so, durante la notte e usare dei marcatori che permettano poi di individuarli all'interno dello stormo. O ancora, nelle ultimissime cose che diceva, mi veniva in mente l'attività dei falconieri, quindi portare lì un predatore appositamente addestrato per causare, diciamo, la situazione misurabile nell'arco di ripresa delle vostre camere. Allora, con gli uccelli è particolarmente difficile per vari motivi. I falchi non c'è bisogno di portarli perché già ci sono. Normalmente sopra un dormitorio ci sono 2 o 3 falchi, no? Cioè, ultimamente, negli ultimi anni, i falchi sono tornati a solcare i cieli di Roma con una certa frequenza. Quindi il punto non è portare il falco, il punto è che comunque il dormitorio è molto grande, se lei considera l'area spaziale in cui si trovano gli uccelli, quindi rimane comunque molto difficile riuscire a catturarlo nel campo visivo delle macchine fotografiche, anche se ci sono 2 o 3 falchi che girano, anche perché spesso poi gli attacchi predatori avvengono molto in alto, quindi quando molto in alto significa anche molto lontano da noi, perché noi siamo sul tetto del palazzo, più in alto di lì non possiamo andare. Molto lontano da noi significa che in ogni caso la risoluzione fotografica non è sufficiente per noi a fare il tipo di analisi che facciamo, quindi noi riusciamo a, diciamo, a ricostruire stormi che sono insomma più o meno tra i 100 e i 250-300 metri di distanza da noi, con difficoltà quelle distanze lì. Quindi se sono più lontani tutta la procedura algoritmica, ma diciamo non è neanche la procedura algoritmica, è semplicemente che la risoluzione in pixel delle macchine fotografiche che ci sono adesso non permette di distinguere un uccello dall'altro, quindi insomma non si può fare questo tipo di analisi. Per quel che riguarda la marcatura, diciamo, è statisticamente molto improbabile che un uccello marcato poi lo si ritrovi, perché gli uccelli sono milioni e non tornano allo stesso dormitorio, nessuno assicura che torni allo stesso dormitorio. E poi gli stormi sono milioni, gli stormi sono tantissimi, e quindi anche se uno ne marca 10, 20, poi chissà dove vanno quelli, cioè la probabilità di ritrovarlo in una immagine è veramente molto molto rara. La stessa cosa vale per i GPS, insomma, studi con i GPS su piccioni o su altri uccelli che formano gruppi piccoli o che sono controllabili, ormai ce ne sono vari, però gli storni sono assolutamente difficilissimi da riuscire a controllare, perché chissà dove vanno il giorno dopo, insomma. Ci sono 3-4 grossi dormitori, più tantissimi altri piccoli dormitori fuori dalla città, quindi non c'è speranza poi di riaverlo, insomma, quello stormo lì. Volevo fare un paio di domande. Considerando lo stormo o lo sciame o il branco di pesci, diciamo, nella sua forma geometrica come superficie esterna, per esempio, congiungendo gli esemplari più esterni e partendo dal suo aspetto, ad esempio, globulare, ci sono delle regole di trasformazione, per esempio topologica, che sono rispettate nella superficie esterna quando questo sciame si modifica o cambia aspetto? E poi la seconda domanda, siccome è facile supporre l'onda di propagazione della modifica dello stormo nel suo complesso parte da un esemplare esterno, perché è quello che constata il pericolo oppure per altri motivi.
si può supporre una gerarchia, diciamo, all'interno dello stormo, per cui gli esemplari magari adulti sono all'esterno e sono quelli che determinano il movimento e dentro ci sono i giovani? Perché non mi sembra che sia solo il pericolo che determina l'evoluzione dello stormo, ma anche fattori casuali. Cioè, uno degli aspetti più belli dello stormo sono proprio questi movimenti anche estetici che produce, che sembrano casuali, browniani, non so. Allora, per quel che riguarda la caratterizzazione della forma dello stormo e la sua stabilità nel tempo, diciamo, quello che noi abbiamo osservato è che gli stormi hanno un po' delle proporzioni tipiche, no? Quindi non so, c'è un certo rapporto tra l'asse più lungo, tra i tre assi dello stormo, che tende ad essere più o meno stabile. In stormi, diciamo, normali, cioè stormi che non sono in quella fase di super evoluzione che a volte si vede, perché quella fase di cambio di forma repentino così spesso avviene molto in alto, e quindi noi non abbiamo dati su quello. Quindi noi abbiamo molti dati su stormi che volano sopra il rust, magari a volte si dividono, si riuniscono, abbiamo anche alcuni di questi eventi, però non abbiamo ricostruito eventi straordinari di quelli dove le forme sono un po' più pazze. Quindi non sappiamo cosa succede alla forma esterna in quei momenti lì. Sappiamo però che al di fuori di quei momenti le proporzioni sono abbastanza stabili, cioè su 20 abbiamo misurato le proporzioni tra gli assi in 20 stormi diversi e più o meno la proporzione è 5, 3, 2, adesso non ricordo esattamente quanto, comunque tende ad essere abbastanza stabile. Sono tipo delle frittelline, più o meno, come forma. Poi la seconda domanda riguardava il ruolo degli uccelli sul bordo. Allora, in realtà in generale negli stormi c'è una grossa diffusione all'interno del gruppo, che significa che si scambiano di posto molto frequentemente. Questo lo abbiamo misurato e lo misureremo ancora meglio con i nuovi dati che abbiamo. Il che significa, questo succede anche sul bordo, quindi uccelli che sono sul bordo entrano dentro, altri che sono dentro vanno sul bordo, c'è un ricambio, d'accordo? Da alcune prime analisi in realtà sembra un po' meno forte di quello che io pensavo all'inizio ad occhio così, però c'è un ricambio continuo posizionale degli individui all'interno del gruppo e diciamo questa era anche una cosa che ci si aspettava, perché gli individui sulla superficie soffrono un rischio predatorio maggiore, quindi ci sono varie analisi di etologi, speculazioni di biologi che dicevano d'accordo, però questo rischio in qualche modo va redistribuito, quindi un modo di redistribuirlo è di permettere un ricambio tra quelli che soffrono una maggiore predatoria, non solo soffrono una maggiore pressione predatoria, ma anche sono più esposti al freddo, per esempio, insomma quelli interni sono comunque più protetti. E effettivamente questo ricambio lo si vede. Il fatto che ci siano, poi era la sua altra domanda, che ci siano spesso delle perturbazioni un po' casuali, questo sono d'accordo, infatti questo è un aspetto abbastanza interessante che stiamo cercando di capire meglio. Non è soltanto il predatore o l'ostacolo grosso, il gabbiano, che induce cambiamenti, c'è anche una certa variabilità dovuta probabilmente a dei meccanismi che ancora non conosciamo bene, per cui magari parti dello stormo sulla superficie o in alcune zone si cominciano a comportare in qualche modo ed eccitano loro stessi dei cambiamenti all'interno del gruppo. Analisi a volte quando uno osserva questi stormi di uccelli vede proprio delle onde, sembra di vedere delle onde che si propagano nello stormo. In parte a volte sono delle illusioni ottiche, però in parte ci sono delle vere e proprie onde di orientamento, si notano onde di densità. E queste noi abbiamo provato ad analizzarle, ma è molto difficile, diciamo, per vederle bene gli stormi devono essere veramente molto grandi, quindi è difficile vederle sui dati che abbiamo ricostruito tridimensionalmente. Quindi abbiamo fatto delle analisi su dei video, cioè abbiamo fatto dei video normali con una videocamera, solo una, insieme ad un biologo che ha seguito per molto tempo vari stormi,
e con una proiezione bidimensionale, quindi è sempre un'analisi parziale, si può vedere, si possono studiare un po' più quantitativamente queste onde che si propagano e si vede effettivamente che l'onda si propaga dalla direzione in cui arriva il predatore, quindi ci sono gli attacchi predatori, arriva il predatore, da quella parte lì si propaga l'onda. C'è una correlazione molto forte tra la direzione in cui arriva la perturbazione e la parte che inizia l'onda di orientamento nello stormo. Volevo solo chiedere se quel numero 7 che avete determinato di interazione di un individuo con i suoi vicini è vero solo per gli storni o per altri uccelli è lo stesso numero, o se è uguale anche per insetti o pesci o può essere variabile? Questo non lo sappiamo, adesso sarà interessante vedere cosa succede nei moscerini. Non è detto che nei moscerini l'interazione sia di tipo topologico come negli uccelli, insomma bisognerà vedere un po'. Alcune analisi che hanno fatto sui pesci tendono a confermare che anche nei pesci ci siano interazioni di tipo topologico, però insomma c'è bisogno di raccogliere più dati sicuramente. Poi diciamo ci sono in letteratura, c'è un articolo molto famoso il cui titolo è The Magic Number 7, il numero magico 7, perché anche ci sono stati fatti dei test anche sugli esseri umani che mostrano un po' come il 7 sia un numero un po' particolare per quel che riguarda la capacità di reattività, diciamo, a informazione esterna, segnale. Però diciamo qua si entra un po' nella speculazione più pura, non mi sentirei di dire assolutamente nulla su questo. Si dice sempre che in Italia ci sono poche prospettive per la ricerca, ma per un giovane che vuole intraprendere questo percorso, come sarebbe il guadagno? Cioè, guadagnate molto o guadagnate poco? Che domanda difficile. Sicuramente all'estero si guadagna di più in termini di salario, sicuramente sì. Diciamo che l'Italia non è tra i paesi in cui c'è maggiore attenzione alla ricerca, quindi bisogna effettivamente darsi molto da fare per riuscire a procurarsi fondi, non so, tutti i fondi di ricerca ordinari, quelli distribuiti a livello ministeriale, sono molto bassi. Adesso ultimamente ci sono dei programmi un po' più interessanti che tendono a premiare soprattutto i giovani, quindi qualcosa si sta muovendo. Però insomma tradizionalmente chi vuole fare ricerca e ha bisogno di soldi per fare ricerca deve partecipare a bandi internazionali, questo è quello che facciamo tutti, cioè tutti io e i miei colleghi, tutti quanti guardiamo le call europee e partecipiamo a bandi europei, insomma, perché questo è il modo di riuscire a finanziarsi. Va bene, allora io direi che ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio ancora per la dottoressa per l'interessante spunto di approfondimento che ci ha dato e grazie a tutti per l'attenzione. Buonasera.